Un filo sottile lega San Zenone degli Ezzelini, Lori e Rossano Veneto a Tolentino, cittadina delle Marche messa in ginocchio dal terremoto del 2016, dove è stata inaugurata una nuova struttura che sarà messa a disposizione del comitato di quartiere, di una onlus locale e che in caso di emergenza potrà essere usata dalla popolazione. Un'operazione resa possibile grazie alla solidarietà di tantissime comunità, tra cui anche San Zenone, dove è stato costituito un fondo di solidarietà attraverso l'organizzazione di eventi socioculturali. Sono stati raccolti 20.000 euro, cui si sono aggiunti 5.000 euro del comune di Loria, 2.000 del comune di Rossano Veneto. Grazie ai fondi messi a disposizione è stata realizzata quindi questa struttura ricreativa posta su un unico piano, fruibile anche da diversamente abili e realizzato con materiali ecocompatibili. L'edificio inoltre è stato realizzato rispettando tutte le normative antisismiche e potrà trasformarsi in un centro di accoglienza alla popolazione nel caso di eventi sismici o calamità naturali.